Era una volta una mamma che aveva 3 figlie, 2 delle quali erano così sbandorate che mai le veniva una cosa in paro. Tutte le disegni le riuscivano traverse, tutte le speranze le riuscivano a brenna. Ma la più piccola, che era Nella, portaia dallo ventre della mamma la buona ventura e credo che quando essa nascette si concertarono tutte le cose a dare lo meglio che potettero. Lo cielo le dice l'accoppatura della luce sua, Venere lo primo taglio della bellezza, amore lo primo vullo della forza sua. Natura lo sciore dei costumi, non faceva servizio che non le colasse a chiumo, non si metteva in presa che non le venisse a pilo, non si muoveva a ballo che non nascesse a nore. Per la quale cosa non tanto era della guallarosa delle sore invidiata, quando era da tutta l'altra amata e voluta bene, non tanto le sore la verriano voluta mettere sottoterra, quanto l'altra gente la portavano in barma de mano. Ed essendo che la terra no principe fatato, lo quale jeva per maro della bellezza sua, tanto jettaia l'amo della servitude amorosa sta bella aurata, per finché la ingrocciaia per le garge dell'affetto e la fece sua. E perché potessero senza sospetto della mamma, che era una mala feruscola, gaudersi insieme, lo principe dette una certa polvere e fece un canale di cristallo che rispondeva dallo palazzo reale fin sotto allo lietto di Nella, ancora che stesse 8 miglia lontano, dicendo: ogni volta che tu mi vuoi cevare, come a passare da sta bella grazia, tu metti un poco di sta polvere allo fuoco, che io subito per dentro allo canale me ne venga a ciamiella, correndo per una strada di cristallo a gaudere sta faccia d'argento. E così, appuntato, non c'era notte che non facesse lo principe, lo trase e esce e lo va che viene per chi lo conosce. Tanto che le sore che stavano spiando i fatti di Nella, addonatasi dello fatte feste, fecero consiglio di inzoccarla sto buono morso e per sgarrare lo filato di sti amore loro, jettere a rompere da parte in parte lo canale, tanto che gli tanno che la negrecata figliola la polvere allo fuoco per dare segno all'innamorata che se ne venisse chilla che soleva venire nudo correndo a furia. S'acconciaia da manera per quella rottura di cristallo che fu una compassione a vedere. Non potendo passare più innanzi, tornai a rete, falliata tutto come a bracone todisco. E si pose a letto, facendoci venire tutte le medici della città. Ma perché lo cristallo era incantato, le ferite furono così mortali che non giovava rimedio umano. Per la quale cosa, vedendo lo re disperato lo caso dello figlio, fece gettare un banno che qualunque persona avesse rimediato allo male dello principe, se era femmina non ce l'averria dato per marito, se era maschero l'averria dato miezzo regno. Sentuta sta cosa, Nella, che spantacava per lo principe, tentasa la faccia e stravestutasi tutta, da nascosta delle sore, sa partette dalla casa per ire la vedere innanzi alla morte sua. Ma perché oramai le palle naurate dello sole, con le quali gli occhi per i campi dello cielo pigliavano la renza verso l'occaso, se le fece notte a Novosco, vicino alla casa de Nuerco, dove per fuggire qualche pericolo se ne saglietta in coppa un albero. Ed essendo l'uerco con la mogliera a tavola e tenendo le finestre aperte per mangiare allo fresco, come ha fornuto da davacare arciole e stutare lampe, cominciare a chiacchierare dell'occhio e dello manco, che per la vicinità dello luogo, che era dallo naso alla bocca, sentetta nella ogni cosa. E fra l'altre diceva l'orca allo marito: bello peloso mio, che s'intende? Che si dice per sto mondo?
E chi le rispondeva: fa conto che non c'è parmo da niente e tutte le cose vanno a capoculo e alle storze. Ma pure che c'è? Le pregaia la moglie. E l'uerco già si rie assai che dicere dell'ambroglia che corrono, poca si sentono cose da scir dali panni, buffuno regalata, forfante stimata, poltrone onorate, assassine spagliate, sannettarie defenzate e uomini da bene, poco apprezzate e stimate. Ma perché so cose da crepare? A te di raggio schitte quelle che succese allo figlio dei Lori, lo quale, avendosi fravagata una strada de cristallo per dove passava nudo a gaudirsi una bella guagnastra, non so come è stato rotto lo cammino ed allo passare che ha voluto fare si è trenciato di maniera che non si capì tanta pertosa se le spilerà in tutto lo tuflo della vita. E si bello ri ha fatto gettare banno con promessa grande a chi lo sana e spesa persa che se ne può spizzolare le denti e lo meglio che può fare è tenersi leste le lutte e apparecchiare la sequia. Nella sentenna la causa dello male dello principe, chi agnenna selluzzo disse tra sé medesima: chi è stata st'arma maledetta che ha spezzato lo canale per dove passava lo pinta uccello mio? Azzo sa già spezzarlo con nutto per dove passano gli spiriti miei. Ma secotando a parlare l'orca, stette zitta e mutta da usuliare, lo quale diceva: ed è possibile che si è perduto lo mondo per sto povero signore e che non sa da sciare lo rimedio allo male suo. Dia alla medicina che si inforna, dia alle medici che si chiamano una capezza in canna, dia Galena e a Mesoe che tornano lì denaro allo mastro mentre non sanno trovare ricetta a proposito per la salute dello principe. Senta, vavosella mia, rispose l'uerco, non so bregata li medici a trovare rimedi che passano i confini della natura. Questa non è colica passara, che giovano vagno d'uoglio. Non è flato che si caccia con posto de figli e ietelle e cagarze de surge. Non è freve che se ne vaga per le medicine e diete e ne manca sofferuto ordinaria che non ci voglia stoppata o voglia de perrecon perché lo precante che era all'ovrito rutto fa chi l'effetto stesso che fa lo zucco delle cipolle allo fierro della frizza per la quale si fa la chiaga incurabile. Una cosa sarria schitta buona a salvarle la vita, ma non me lo fare dicere, che è cosa che importa. Dimmelo, sannuto mio, le pregai all'orca. Dimmelo, non mi vi che è morta. E l'uerco: io te lo diraggio, pur che mi prometto di non confidarla a persona vivente, perché sarebbe la scassazione della casa nostra e la ruina della vita. Non dubitare, maretuoccolo bello bello, rispose l'orca, perché più presto si vedranno le porci con le corna, le scimmie con le code, le tarpe con l'occhio, che me ne scappa mai una parola da bocca. E giurato con la mano in coppa all'altra, l'uerca le disse: ora saccia che non è cosa sotto lo cielo e in coppa alla terra che potesse salvarlo principe dall'età mar della morte. Fora che lo grasso nuestro, con lo quale, ondandosi le chiaie, se farriano sequestra che l'arma che può sfrattare dalla casa dello corpo suo. Nella, che sentette sto chiaieto, dette tempo allo tempo che scompessero de ciangoliare, e scese dall'albero facendo buon armo tozzoliai alla porta dell'uerco gridando: de signore mie iorchissime, na carità, na lemosima, nu segno di compassione, nu poco di misericordia a una povera meschina, tapina che, trafinata dalla fortuna lontana dalla patria, spogliata da ogni aiuto umano, le cogliuto notte a sti fosche e se muore di fame, e tuppete e tuppete. L'orca che sentette sto frusciamento de chiocche
La voce tirare mezza panella e mannarenella, ma l'uerco, che era più cannaruta da carne da cristiana, che non è la lecor della noce, l'urso dello mele, la gatta delle pescatille, la pecora dello sale e l'asina della vrenata, disse alla mogliere: «Lassala trasire, la poverella, che se dorme in campagna vorria essere guastata da qualche lupo». E tanto disse che la mogliere la aperse la porta e disse con sta carità pelosa, fece designo de farsene 4 voccune. Ma nu conto fa lo giutto e n'altro lo tavernaro, perché essennasi buona imbriagata e postasi a dormire, nella, pigliata nu cortiele da coppa nu reposto, ne fece na chianca e posto tutto lo grassa a narvariello, s'avviaia la vota della corte, dove presentandosi innanzi allo re, s'offerse da sanare lo principe. Lo re, con allegrezza grande, la fece trasire alla camera dello figlio, dove fattala una buona untata da chillo grasso, detto infatti come avesse gettato l'acqua in coppa allo fuoco. Subito si chiudettero le ferute e diventaia sano come no pesce. La qualmente cosa vedendo, lo re disse allo figlio che sta buona femmina meritaria la remunerazione promessa per lo banno e che se la pigliasse per mogliere. Lo principe, sentendo che sta rispose, da mo si può pigliarlo palicco, che non ha un corpo qualche dispensa di core, che ne possa dare a tante. Già lo mio è incaparrato e ad altra femmina ne è padrona. Nella, che sentette questo, rispose, non ti devi ricordare di quella che è stata causa di tutto lo male tuo, io. Lo male me l'hanno fatta le sore, le pregai lo principe, e esse ne devono cacar la penitenza. Tanto che le vuoi proprio bene, tornai a dicere Nella, e lo principe rispose, chiude ste viscere. E così, ripigliai Nella, abbracciami, strignimi, che io sono fuoco del socore. Ma lo principe, vedendola così tenta la faccia, rispose, più presto sarai lo carbone che lo fuoco, perciò arrassate, che non mi tigna. Ma Nella, vedendo che non la conosceva, fattosi venire un vacillo d'acqua fresca, se lavaia la faccia e levatasi che la nuvola de folina, se mostraia lo sole, che conosciuta dallo principe la strense come purpo e pigliata sella per mogliere, fece fravacare d'intrano focolare le sore, perché se porcassero come sanguazuca dinda la cenere dello sangue corrotto dell'invidia, facendo vero lo mutto. Nullo male fu mai senza castigo.